Sos problemas de sa sanidade nugoresa, des ispidale Santu Franciscu de Nugoro e des osateros presidior de sue Nugoro, sun istaus argumentu de un addobbio intre sa Commissione Sanidade de su Cussizzu regionale, presidia da Domenico Gallus, e sor dirigente des ASL de Nugoro ghiada da su commissario straordinario Gesuina Cherchi. Bivini peri Massimo Temussi, commissario straordinario ATS, sus cussizzeri regionales elettos in su territorio, una rappresentanza de sindicos e amministradores chido a schidar facete vini in Casteddu protestande pro sa mancanza in medas comune minore de su dottore de base. Ana piccao parte finzas a dottores e infermieris in servizi in su Santu Franciscu de Nugoro, un'istruttura chi pattitis a mancanza de personale medico che in sos ultimos annos è diventata più grave puru, a maniera particolare in sinteri des emergenza Covid. In sol mese scolaus uno scanto repartor de su Santu Francisco e de sanatoriu che a sospis los ana tancauso, proprio ca mancava su personale, mentre as atteros ana funzionau a resestiches. Una situazione che sos amministradores locales, sos sindacaur de categoria, sos assozios de sor maladios e sor rappresentantes locales de sas istituziones regionales ana denunziau più di una volta. In sa pandemia, bellettottur, fin impinnaus a parare fronte a s'emergenza, ma como chi che sta accabande, sor cittadinos si settan de torrare a sa normalidade, mescamente prosar visitas specialisticas chi in medas ana de più transire, o ana de più vachere chi in urgenza a pacamento in strutturas privadas. Che a sacchi da coladas Italia a tabarrare tutti in arbu. Per la prima volta decando ana partiu zarzonas con formas a rischio de contagio, su ministro de salute Roberto Speranza non de più firmare per un'ordinanza. Come te certifica su monitoraggio de sacchida des Istituto Superiore de Sanidade e de su Ministero de Salute su prosandamento de sa pandemia rispetto a sacchida passata sono minimande sia ta sindice R-Quinti nazionale este a su 0,63% sia su tanto desospositivo scada che entumizza abitantes pro como 9. Muda sa proporzione di sparghinamento des variantes Covid in Italia, sun crescende rispetto a sacchida colada sos casor de Delta e K, mescamente proneche di uno scantor focolaioso in tutto su territorio nazionale. E procussus a mesa tecniche in s'ultimo monitoraggio, a pediu de facere un tracciamento perpere de sos casos e di apprettare canto plus possibile sa campagna vaccinale. I sinteri in Europa da erisi est intrada in vigenza sa carta verde pro viazzare da un paese a satteru e non mancano sos problemas. In teoria di abbastare a facer vies in su cellulare su codice RQR da in parisa su certificau. In pratica non tutti os paesi accettano questa procedura, anzi sparete chi in tutta l'Unione Europea siano su mancu de che esas proceduras differentes attivadas. Sa giunta regionale ha approvato la proposta de su Coran, su comitato pro sa rappresentanza negoziale della regione, pro arrivare cantu prima che superare sa obiezione desa corte de sconto supra su contratto de sor dipendente desa agenzia Forestas e li permettere decolare a maniera definitiva su contratto collettivo regionale. A putischi sa magistratura contabile annegau sa certificazione a s'ipotesi de contratto tutta scritta dai su Coran e dai sa sigla sindacale è stata accettata sa proposta de tornare a presentare s'accordo in un'integrazione. S'obiettivo desa regione è di tutelare sos traballadores de Forestas, annausa assessora su personale Valeria Satta, e procussu se mostra ballande chi in contipizzu pro sbloccare sa situazione e tornare sa dignidade de su traballo a chi imbemizza operadores. Sa giunta è improvvisata adottare una delibera che attacca su ipotesi contrattuale su presadeguamento desassigno de funzione de su corpo forestale. È una battaglia che su corpo forestale fa che da meda pro adeguamento desassigno de funzione all'istituto des indennidade pensionabile corrispondente, riconosciuto da esa polizia de Stato, annausa assessora. Che in questa ardua delibera distinta riconosciamo su valore di su traballo desor dipendente de Forestas e de su corpo forestale, che depende bardiare e tutelare su territorio ata concluiu s'assessora Satta. Un finanziamento di più di 1 milione di euro per sostenere e incoraggiare l'imprio della lingua sarda, de su catalano della Lighera, de su tattarese, su gaddurese, su tabarchino, per la pubblicazione di articoli in quotidianos, periodicos, testata giornalistica in linea, sa produzione e distribuzione e sparghinamento di operas editoriales in papiro o multimediales, sa produzione di programmas televisivos o radiofonicos trasmitios in cada mezzo e sa produzione di strumentos informaticos, software o applicazione de profeto per assicurare il sparghinamento in sa rete
rete puru. All'assegnare esa giunta regionale a secur desa proposta desassessore a cultura Andrea Biancareddu. 160.000 euro unu pro o quotidianos, periodicos e testadar giornalisticas in linea, 100.000 pro ateras operas a editoriales, prosa produzione de programmas televisivos o radiofonicos bisunus e 137.000 euro, mentre 50.000 an andare pro azzudare as emittentes televisivas e radiofonicas che trasmettono i pezzi in sallimbar de minoria. Biancareddu, riconoscendo importanza desinformazione locale, commente medio pro dare novar, ma peri commenti strumento de formazione civile e culturale, sottolinea che questo contributo sono pro arrivare a obiettivo di sparginare esa limba sarda e sasatera limbar favedadas in Sardegna, pro incarrerare esor media regionales a una programmazione compartia intres in preodes al limbar mentovadas e sas tecnologia novar de comunicazione e pro garantire un'informazione de calidade e de profetto. De chinar de operas che andano da ritratto a su paesaggio, da esa figura sa natura morta, sa composizione, alla spintare esas artistas e sos artistas che can acabau in lampada su corso annuale de esi scola Artes e Mestieri de Nugoro, una mostra collettiva inaugurata a Eris in Sexme de Nugoro, chi va che biesa creatività de sordischentes, chi commente in un'accademia de bellas artesanas a possibilità de vacere un corso formativo de chimbannoso che gli dato una formazione artistica seria e completa. Docente pro chimbediese a Sachida Manzane a Sero, Sonia Fancello e Gian Salvatore Vargiu, fondatore dell'Assozio Culturale Artes e Mestieri, chi prosi scola, hanno chiuso modello dell'Accademia ove ambos hanno studiato. Naschien su 2010 Accademia in Sosannos è stata ribada e revinza tanti studenti de cada edade, diventando un punto di riferimento per os amantiosos de arte de Nugoro e provincia. Un locco de formazione isichia, chi no ata mai firmosa lezione manco i sinteri desa pandemia. Sa mostra collettiva de pittura la podier viere vinza sa sudeche de tribulas e esaccatata in Sexme in Prata Mameli.